una immigrazione sregolata, senza limiti, senza una logica per l'accoglienza, una immigrazione che è andata a minare alla sua radice quel poco di stato sociale che ancora ci restava. Qualcuno li ha chiamati risorse, ci hanno detto che avrebbero pagato le nostre pensioni, ci hanno detto che sono loro che fanno i lavori che gli italiani non vogliono fare. E invece non è assolutamente così, questi signori non pagano la pensione a nessuno, anzi, sono loro che distruggono quel poco di stato sociale che abbiamo, perché queste persone vivono alla fine sulle nostre spalle. Io vi faccio due esempi, il migliore e il peggiore. Nelle migliori delle ipotesi, questi io li chiamo i disperati della terra, perché generalmente chi arriva da noi non è un professionista, non ha una capacità, non ha un mestiere sulle spalle, viene da noi e non sa far nulla. Nella migliore delle ipotesi questi signori arrivano da noi e se va bene, forse iniziano a lavorare. Però svolgono un lavoro a bassissimo costo, tant'è vero che tengono basso il costo del lavoro anche per noi italiani. Ecco perché poi gli italiani non vogliono più svolgere determinate attività, perché se tu me le paghi quasi niente, allora non le svolgo. No? Questa è la realtà, delle cose. La sinistra ha perso anche i punti di riferimento ideologici di quelli che sono stati i loro padri fondatori. Marx lo chiamava l'esercito di riserva dei padroni, ovvero queste persone che sono disposte a fare il lavoro degli operai a basso costo. E diceva che era proprio questo da combattere. Ecco, per noi, per la nostra sinistra, invece, porte aperte a tutti i disperati della terra, che sono quelli che limitano i diritti dei lavoratori e tengono basso il costo del lavoro. Hanno perso pure questo punto di riferimento ideologico. Non solo dicono che pagano le nostre pensioni, no, non è così. Questi signori svolgono dei lavori e che vengono pagati pochissimo, che ritengono molto spesso al di sotto di quella che è l'area di tassazione. Voi sapete che al di sotto di 8.500 euro all'anno queste persone non pagano un euro di tasse. Però noi dobbiamo dare